Bruno, una battuta sulla parte ferroviaria, credo. Sì. Una integrazione di quanto già detto prima sugli investimenti, quindi portare a termine la prima fase dell'SFMR e cominciare la seconda, aspettando poi anche di fare la terza. I fondi strutturali europei sono un'occasione importante per dare continuità a questi interventi e completare l'iter, cominciato ormai 20 anni fa, del sistema metropolitano ferroviario. Servono comunque anche risorse in spesa corrente, perché il cadenzato partito a metà dicembre ha evidenziato una serie di vuoti di servizio che sono sotto gli occhi di tutti, denunciati anche sabato dai comitati dei pendolari, e che hanno bisogno di qualche risorsa corrente in più. La valutazione complessiva è intorno ai 3,5 milioni di euro. Noi diciamo che queste risposte vanno date subito. Bisogna dirottare risorse appunto da altri capitoli inconsistenti, o meglio di importanza inconsistente secondo noi, primo fra tutti quello delle consulenze, perché anche nel settore dei trasporti ci sono delle consulenze secondo noi che vanno evitate per dare priorità al servizio. Ultima cosa, per quanto riguarda gli investimenti del materiale rotabile, ecco, anche qui il cadenzato non è ancora a regime perché i treni che dovevano arrivare arriveranno forse a maggio. Urgente, ci sono 100 treni in più nel sistema cadenzato, ma è chiaro che se questi 100 treni sono le vecchie locomotive che un giorno dopo l'altro cominciano a rompersi e non sono in manutenzione, i disagi saranno sempre continui. E anche su questo serve una lungimiranza. Il problema del Veneto è che ha investito troppo sulle strade e quindi mancano le priorità sulle ferrovie. Ecco, credo che questi elementi vanno a completare il quadro sui trasporti. Ultima cosa, visto che riguarda sempre la nostra commissione, il discorso dell'edilizia residenziale pubblica, c'è un aspetto che passa sempre in secondo, terzo, quarto piano, che è quello del fondo affitti che si interseca con la questione sociale che citava Claudio prima. Abbiamo detto l'anno scorso, con la scusa che dal livello nazionale non c'è più l'erogazione del fondo affitti, il Veneto non cofinanzia più, ma il problema rimane. Le famiglie sfrattate sono in esponenziale aumento, per cui è chiaro che anche lì dobbiamo dare una priorità e una risposta rapida.